Allora, saluto a tutti e abbiamo da principiare dunque, ringrazio Pedro Santo Menozzi di essere qui a parlarci per questa terza conferenza che porta l'antologia di letteratura corsa, che Pedro Santo è coautore, con Giulia Mattei e Angelo Santo Pedrera, di un'antologia che esce fra poco, si spera, all'edizione Albiana, e che porta a letteratura corsa e che è in lingua corsa. Di noi, E questa, dunque, questa terza conferenza porta a Battella Besca che è un nome tamanto che è legato al teatro e che è legato a Bastia, ma credo mica solo. Dunque, grazie e avete la parola. Allora, grazie, a ringraziare al Centro Culturale Universitario per questo invito, a ringraziare il pubblico di noi, di essere venuto, e a ringraziare la moglie per averci mandato di partecipare a queste stonde qui. Allora, andando battere la pesca, questa giornata qui, bon, bella sicura, non ne manca appena, in tutti i casi, non ne manca appena di tenere un discorso di specialista per via di competenze pochissime o dominio di scrittura teatrale, ma si tratta piuttosto di un racconto un'esperienza di lettore, con riflessioni che sono nate a poco, lettura facendo. Allora, queste riflessioni qui sono sempre provvisorie e gli mancano forse perché le siano assuate di più, un studio minuto di ogni pezza di Vattela Pesca. C'è dunque qui ad un work in progress, ma quest'idea qui si vuole concretizzare dando da qui a poco, si spera, un'edizione nuova dell'insieme dell'opera di Vattela Pesca, che sia teatrale e poetica, un'edizione nuova, ma in un critica. Ecco, dunque questo è il nostro obiettivo dopo l'antologia. Allora, prima minta o teatro di Vattela Pesca, due parole forse bisogna lasciare un po' l'intitolato della nostra stonda qui, chi sa umanda, Vattela Pesca contemporanea, forse chi pare domanda appena vinta, in tutti i casi retorica, perché chi ha risposto forse chi la conosciamo già appena. Ma perché appiccia a Vattela Pesca o qualificativo di contemporaneo? Si può pensare prima a una fisica, da lusingare l'interesse del pubblico, e poi si sente di uno subito l'ego di un motto che è diventato quasi un luogo comune oggi, che è quello di contemporaneo capitale, quando si parla di un autore, e che è giurato da insegnare l'importanza di un'opera per una società a un momento dato. Si pensa a Gide della Sicura, si pensa a Malraux, a Zoe Bigadino, fino a Modiano oggi, che è un contemporaneo capitale. E anche c'è una conferenza di un poeta poco fa che è stata pubblicata, che è l'ouvrage di Paul Valéry, il contemporaneo capitale di Anostribica. Ecco. Dunque, a parola contemporaneo e zeppa e pone interrogazioni parecchie. Da circa definisce la corta ci potremmo a rimbaggio che lo ne dice un filosofo italiano che si chiama Giorgio Agamben e che scrive in Cos'è il contemporaneo? Contemporaneo seria quello che appartiene proprio al suo tempo, ma mettendoci a distanza e tanto potremmo chiamare inattuale questa persona qui. Di una persona che se ne sta in suo scarto qui, tra il momento presente, infine, all'indrento di un momento presente, e che forse chi gli permette di capire meglio e di percepisce in un suo tempo. Aggiusta in una gambena che il contemporaneo è di quello che riesce o che prova di percepire in un presente delle città l'oscurità di uso tempo. Ecco. E se lo si vede all'opera teatrale di Vattela Pesca, forse che non gli sta tanto male su qualificativo. E noi, dando da lettori che noi siamo, potremmo essere i contemporanei di Sodesti o Mic a Vattela Pesca.
Ci scava di più questa domanda, ma potremmo avere una marcia d'attualizzazione di idesti. Attualizzare seria la capacità di riconoscere punti di corrispondenza tra il passato di un testo, ma che è sempre vivo, e il nostro presente lettore da crescere la comprensione del nostro tempo. Ecco, non che quindi per parte definizione, ma voltiamo proprio a battere la pesca. Dunque, una piccola presentazione biografica o manco da situarlo. Dunque, nasce battere la pesca di Pedro Matteo Luciana. Dunque, in 1832, in un guerra di rito, dunque in Bastiglia, uso abu aveva una bottega vicina a Uecchioborto. Dunque, battere la pesca era professore alimano a Uecchio al liceo di Bastiglia, tra il 1855 e il 1886. E fu, al di là di meriti pedagogici, che è stata pubblicata è stato pubblicato un piccolo metodo da imparare le lingue che l'aveva fatto. È stato inoltre traduttore dall'alemano, si pensa a Gregor Vius e uso Corsica, si pensa a Goethe e uso Arminia e Dorotea. E subito creata la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, ne fu uno di membri del consiglio di direzione e diventò un collaboratore regolare, dando traduzione e appuntando l'edizione di un pochi testi che fermano di riverenza oggi. Si pensa alle memorie di Carlo Rostini, si pensa alle memorie di Bonfiglio Guelfucci, eccetera, eccetera. E fondò Pedro Luciana, infine, dunque al principio del XX secolo, una società letteraria che si chiamava Girnea, dunque nel 1904, e che aveva per scopo la difesa della lingua corsa. E appicciata a questa società letteraria qui c'era una rivista che si chiamava Cirno. E ciò che ci interessa a noi è che l'ha lasciato e di ciò che fa a sua nomina un'opera letteraria divisiosa assai, poetica prima, con i suoi versi italiani e corsi, pubblicati nel 1887, e una quarantina e più di commedie e commediole che gli assicureranno un posto di primura fra i drammaturghi isolani, posto che è considerato da un pochi critici, fatti da tutto ognuno, un fondatore di un teatro corso, ma che forse puoi rimultare a questo punto qui. Ecco. Allora c'è un affare quantunque forse mica troppo detto di chi tra le poesie e uso teatro non c'è mica una spicanza maggiore e pare anche di un'ipotesi, la sicura è della vera che analisi parecchie l'ipotesi mentre sta stonda qui, certe poesie paiono che le so miniature di esobezze di teatro. Perché chi si ritrova gli stessi dono, perché chi si ritrovano le stesse tematiche, perché chi c'è una volontà di costruire un racconto in eso poesie, una forma di narrazione. Io penso a una poesia che apre a sua parte corsa di sua raccolta, che si chiama Guastiese, per esempio. Ecco. Anche forse non hai idee, noi farà più bastare un po' di strati, perché può essere vera penuccia. Allora, di un'opera che ha avuto assai successo a sua epoca e aiutò in un giornale vecchio di un continente che una pezza di suoi era stata tradotta in francese. Di un numero di Gil Blas, 1914, c'è infine in tutti i casi ambientata la traduzione di Le Corneille, dunque le cornacce di Batte la pesca, e si dice che su questo qui è dedicato, in tutti i casi è dedicato, scusate, piuttosto a un teatro a côté très littéraire. Ecco, dunque è abbastanza allontanato da maniera che ne abbiamo visto noi spesso il teatro di Batte la pesca, che è popolare, eccetera, eccetera. Ecco. Ma non ho mica trovato questa traduzione qui, non so mica se è stata pubblicata, non so mica se è stata rappresentata per il continente, ma ciò che sarebbe interessante è di vedere come si è fatta questa traduzione, sapendo che
in Negurnati c'è un gioco nanta sfarante lingue, posto che c'è il francese, c'è il corso, c'è anche appena il parlato di l'isola Elba. Ecco. Un altro esempio di questa nomina qui c'è in un bulletin della Société des Sciences Historiques et Naturelles, in un numero di 1919, e dunque per i 10 anni sono morte, un'infrasata che apre ce numero qui qui dit il suffit de citer son pseudonyme, Battelabesca, pour réveiller dans l'esprit de tout Corse, même ignorant, le souvenir d'un dramaturge de talent. E questi qui sono tanti indizi che permetteranno di studiare come è stata ricevuta sopra qui. Ebbene, io ho un'altra domanda. Qua stampa, posto che la può partecipare all'istituzione letteraria per via di critica, ci possiamo domandare come si costruisce, a parte da Battelabesca, a viura di l'autore espressione corsa, con un statuto particolare. Ecco, donc, vi metto un passo da un altro articolo che è stato scritto quando è morto Battelabesca, che è scritto da René Sangy, e che mostra appunto a tempo la molestia di l'autore e il successo che l'ha avuto con queste famose cornacce aiguille. Alle cornacce ci volteremo dopo. Dunque, un rapporto che abbiamo con l'opera di Battelabesca è paradossale a Penuccia. C'è un rispetto per l'autore, di sicuro, ma a tempo si conosce poco i sodisti. Allora, questo si può spiegare in una maniera abbastanza semplice, di che non è stata assicurata la perenità editoriale di Asobera, bene di chi oggi, se vuole deleghe a Battelabesca, c'è solo Sabizza qui, che è stata reeditata da un centro culturale e da un GRDP a Civitola, ma altro resto non si trova più, e spesso anche nelle biblioteche di Bastiglia o da Iaccio mancano volumi esobizzi. Dunque, per chi vuole leggere forse in maniera più attenta uso di altro, cioè che la visse assai coraggio. Ecco. Dunque, digia rispetto per l'autore, ma c'è di noi una forma appena di condiscendenza per l'opera, di un'opera che è poco letta, ma che è coperta da un strato di commenti che sono stati elaborati già a fine del XIX secolo e che vengono ripetuti oggi anche con dei libri esciuti poco fa. Dunque, si inchiostra uso teatro a Battelabesca in un quadro che a noi ci pare troppo stretto di Bastiglia, pur se non è ambientata in maniera sistematica in esobezze sagità. Sarà che Battelabesca forse parla di più di un campà in una città e in una città qualunque, piuttosto che in quella proprio bastiaccia. Ma dicendo questo, forse che non stabiliamo un altro quadro e che non mettiamo altri limiti a opera che vale poco in noi. E poi si rimproveredia a Battelabesca come a Vagevia Groge l'uso di astiaccio. Invece di considerare la fisica letteraria che io da creare l'effetto irreale che ha bisogno un lettore, perché lo possa crea a ciò che lo presenta l'autore, ci possiamo noi interrogare piuttosto l'uso che lo fa di astiaccio in esobezze e come lo si da materia. Ecco. In uso brevasio a Givitola, Diago Mudiera abria onda di riflessione noi, accostando l'opera di Battelabesca in modo solo letterario. Peccato che non ci sia stato un lavoro più ampio a parte di Silagüe. Dunque, da punto di partenza, possiamo via un articolo pubblicato in un Petit Bastia di marzo di 1889. Dunque, io ho messo un po' in frasate in risalto, perché qui c'è a incalcato Penuccia nanta questa. Donc, le premier cri de chaque lecteur en parcourant les œuvres que Battelabesca consacre à son pays est « c'est ça, c'est tout ça ». On se trouve en face d'un tableau de maître où chaque chose est à sa place, où toutes les nuances finement observées se marient dans un ensemble harmonieux, tandis que nous lisions ce dialogue si animé, si franc, si alerte et si nourri, bien souvent le nom de Molière est venu sur nos lèvres, ce qui prouve une fois de plus la valeur de l'œuvre, c'est qu'elle gagne à chaque nouvelle lecture. Donc ci ritroviamo quasi tutto ciò che è detto ancora anta Battelabesca in questo scritto qui. Allora,
O si può essere che da consento quest'ultima infrasada, se che gagna chaque nouvelle lecture, chi Battelabesca scrive prima per essere giugato di sicura, ma non per essere riletto, come lo diceva Gide a Libica. E si può fare, a parte sia su basso qui, già sui parecchi punti. Allora, il primo, e quando Luigi se sa, se tu sa. Allora, forse che là si può parlare di lettura a riconoscenza. Dunque, un lettore consiglierebbe un testo come trasparente. Ben a dire che l'useria lo specchio esatto gli assoggettando lo campa e a tempo si può riconoscere un testo e cerca sovrabone un'identità vera a quella dei personaggi. Allora, sul punto di vista qui, è criticato da Battelabesca stesso. Dunque, in una lettera a uso editore, che lo mandava ad un diuassi uso cognome, posto che tutto ognuno sapeva quale si piattava a redo, Battelabesca risponde che la li rincresce, di lasciare, di pubblicare sotto uso ero nome, so che stata. L'argomento che lo utilizza ben contraisce sa lettura riconoscenza qui. Difatti, l'uso di un cognome per Pedro Luciana gli permette di avere un posto che confineggia tra l'indranto e l'infuori della comunità e gli permette di nascondere la sua identità sociale per impedire che gli fossero letti i boemi e si può allargare su barre ancora a uso teatro come testi a chiave. Dice, faites des satires de mœurs, on verra des attaques contre les personnes, peignez les ridicules, on mettra des noms. Ecco ciò che lo scrive Battelabesca. Allora, è appena strano perché chi a sua opera poetica, uso volume, è pubblicato sotto un nome Battelabesca, ma a fine del volume c'è dunque questa lettera qui firmata da Pedro Luciano, fatta a fine, tutto ognuno sa quale si piatta da redo. Il secondo punto che può essere interessante è che l'abbiamo sviluppato per non c'è più di riferenza a Molière. Dunque, questa riferenza qui spunta in ogni barriera all'anteoteatro di Battelabesca, sia da stabilisce una gerarchia di valore, penso a Ivia Groge, dunque Battelabesca di quasi Molière, ma quasi, e on s'avvicina mica, pur usare di qualità opera, a l'autore panteonizzato Molière. D'accordo, ecco. Sia da costruisce una forma di analogia, ecco. E forse è questa che ci interessa di più. Si fa l'ipotesi che Molière, da Bontello, di Panteone letterario francese, era una riverenza abbastanza manida e che la sua opera, a stebica qui, era abbastanza sparta da poter permettere un paragone. Cercando esumiglie tra l'uno e l'altro, forse che si cercava in noi a definire il teatro di Battelabesca, e si è detto dando che la sua scrittura satirica aveva un verso moralista, posto che criticando l'uso dei paesani, Iulia corregge. Ecco, è quello che si dice spesso di Battelabesca e d'altronde di tutti gli scrittori che hanno un suo verso appena satirico, si pensa a Della Voada e a tanti altri, ma forse che non avevano mica letto a Molière, e un misanthrope Molière dice c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Ecco. So che era un vestito troppo stretto per Battelabesca e anche per Molière, questo. Riuge la critica sociale a commedia d'usi, li si caccia forse tutto usuccio e si scorda uomo che Molière scriveva secondo le convenzioni di scrittura di sua epica, da rispettare o da dorcere, che lo scriveva per un pubblico particolare e per essere rappresentato in un luogo preciso. Ecco. Eppure, un aspetto della scrittura di Molière poi riaschiarisce appena l'opera di Battelabesca, di un gioco con la viura e la maschera, lo scarto tra l'esse e il barè. Ecco. Molière insegnava le maschere che li portavano i suoi personaggi, denunziava le falsità, si pensa a Tartuffe, cercando a mandabia gli inganni e Fatavine considerava che era un teatro un mondo e che era un pensassinato di essere negociante e di scegliere di riesine. Ecco. A quindi è un parecchio ben sviluppato quello che ha coordinato le visioni di Molière in Ableiade, che si chiama Georges Forestier. E poi tutto ciò che tocca a maschera, c'è un libro che è assai interessante di un critico letterario che si chiama Jean Starobinski, che si chiama Interrogatoire du masque. Ecco. In un certo modo si vuole dire a Battelabesca, dunque di questa maniera qui, il gioco tra le seu barè, il gioco con le maschere, eccetera, eccetera. Posto che noi siamo ai baragoni, ma di risiga a fare uno, pericoloso, una griglia,
finendo l'ampiezza di l'opera teatrale, ho pensato subito a Balzac. Allora, non è mica per via di un realismo sociologico, ne manco per via di una volontà di porre una descrizione totale della società, posto che deve la pesca non si ritrova manca appena questa, ma piuttosto per l'idea di commedia umana. Ecco, bene di che ci sono personaggi dell'opera di la pesca che hanno lo stesso nome e poi passano e bene da una pezza all'altra. E forse che il lettore gli permette di riconoscere questi personaggi qui, ma a tempo di costruire un percorso. Penso a un personaggio che forse è più ammintato in esobesse, che è quello di Bufaleoale. Bufaleoale di giornalista, dopo di avvocato, dopo di politico, eccetera, eccetera. Ma è sempre più arrivato. Quindi forse la permanenza della condizione umana. Un'altra interrogazione dando come definisce il teatro di la pesca? E lui dice che le sue commedie o commediole, ma forse, posto che si parla da spesso di sua modestia, forse che l'era per via di sua modestia che li chiamava così, sicuro che il comico è un puntello di sua opera teatrale, ma ci si può riavere un intreccio di registri. Fatavine, abbiamo un esempio semplice, c'è una pezza di teatro che è assai lunga, che si chiama Un scemo, ma un scemo in principio è con un dramma, un scemo di un babbo che si accorge che il violo ha inganato una zitella. Ecco, e tutto sbuginimo l'azione, pure se lo gioco comico, nasce da questa situazione qui. E poi c'è quantunque altro affare che non è mai stato studiato di un beso di musica e di un canto in dell'opera di la pesca. E c'è a Biblioteca Patrimoniale di Bastiglia in dei cartoni dove ci sono i manoscritti, allora, mica di uso teatro. Ci sono le partitioni che lui scriveva per le pezzi di teatro, con tutte le canzoni che lui inventava lui. E poi c'è un manoscritto, forse che lui giocherà a pubblicare un giorno, che di un assaggio non dai valori. Ecco. E forse che lui ci può essere un parallelo da di lui con l'uso teatro qui. E ultima affare, si può riavvicinare di noi a ciò che noi chiamiamo un vaudeville e che dirà mo all'epoca, a fine del XIX, si pensa a Fedò, la Biche, eccetera, eccetera. E un vaudeville è ciò che infine, in tutti i casi, l'aspetto interessante forse da ridere è che un vaudeville è una bezza di un presente. Bene, lì si vede una situazione proprio attuale per trasformarla dopo, questo è sicuro. Dunque, difatti, Battelabesca era un osservatore fine di uso luogo, di mutazioni che lo conosceva e di gente, era attento a chiappare espressioni discursate intese, d'altronde ci sono in dei manoscritti piccole note che lo pigliava quando lo sentiva, qualche si parlava a un mercato, eccetera, eccetera. Dunque attento a chiappare espressioni discursate intese, accoglie bene scene viste, eppure i desti non sono a trascrizione esatta di esa osservazione, sono proprio a materia che lo lavora. Dunque si percepisce da una bezza all'altra qualche somiglia, che più o meno può riconoscere una dramma comune, a quale si sovrappongono tematiche che sono un motore e a bezza. Dunque spesso sono ricorrenti queste tematiche qui, dunque la politica, penso a Per un fruscetto, penso a un trionfo faleoale, penso di nuovo al congresso di Eserbe, che è anche pure è appena politico. C'è di nuovo a stampa, c'è di nuovo l'amore, e spesso, forse di nuovo bene la un paragone con Molière, di che spesso c'è una storia di matrimonio, chi sa da va, con sa mica da va, con l'amante, eccetera, eccetera. Ecco. Ci sono i rapporti familiari e c'è un affare di assai interessante, sono i rapporti con l'altro. I rapporti con l'altro, sia quello che viene da uvora, penso a una bestia che si chiama Pu Hong, che è un cinese che sa fare in Bastiglia, che è installato in Bastiglia, farzo cinese che si installa in Bastiglia. Penso ai Gurnati, ma i Gurnati ci ulterà di dopo torna. Ecco. E tutte queste tematiche qui fanno da contesto dove si muovono i personaggi dopo. Dunque,
si può dire che uso teatro ne manca appena una pittura rigola di personaggi che sono stereotipati e che seriano inseriti in un decoro definito caponanzo, quello di Bastiglia. Batte la pesca è interroga e ci dà a bere i suoi personaggi e le sue reazioni rispetto a situazioni problematiche che lo costruisce. A maschera da quale i personaggi sono piattati a principio e a bezza, fatta discorsi e parole che ingannano, si sbrigioleggia quando li sono confrontati a situazioni che impongono di fare una scelta. Sono le azioni che balesano e che incrinano a rappresentazione che la viano egli stessi. E si brimureggia qui, batte la pesca, proprio di maniera d'agire i suoi personaggi quando qui a sua condotta deveria essere retta da goigi, usi che definiscono un'appartenenza sociale. E c'è forse a viura di Urghese, qui che è interessante da analizzare, perché chi a maggior parte di Urghesi in debatte la pesca non sono mica Urghesi stietti e ne sono coscienti, sono più arrivati, sono paesani che si sono insignoriti e questi personaggi qui hanno la tentazione di rispettare ancora di più si goji che definiscono la sua appartenenza sociale. Dunque, quando c'è un problema che si pone e chi è rimesso in causa per la sua posizione, tanto nascono le difficoltà per egli, perché chi non sanno più dove situarsi. Ecco. Dunque, secondo le situazioni messe in scena, possono anche essere trasgredite di ciò che dice, se regole non sono rivolte a fine, a un ordine asserinato, dove forse si sente spuntare un discorso appena più morale e laudore. Dunque, più che un teatro a schiaccio, seria un teatro che si interessa ai funzionamenti dell'anima umana in generale. Ecco, e quindi un'infrasata di appa in de brevas di Giacomo Muglier. E d'altronde scrive a te la pesca in Egurnatie, in fondo, l'uomo sono dappertutto gli stessi e non cambiano che d'apparenza. Ecco. La scrittura di te la pesca specie in una maestria giuridica, con l'alternanza di vicende che si succedono e che si succedono presto, spesso, precipitando un racconto e di stonde di tensione e di riflessione. E ciò che è interessante è che se stonde qui, dove l'azione pare sospesa, spesso riguardano i personaggi femminili, perché questi personaggi qui sono spesso di a situazioni che gli pongono problemi. Dunque, non so più ciò che dice. Prima di avvicinarsi alla conclusione di ogni pezzo, che pare penuncia convenuta, perché chi ogni volta finisce per rubrare su ci sono quantunque un'epoca di pezzi dove a chiusura fa la corpus eco. E di appena tragico anche certe volte. Penso a Tanghilone, che è una storia non più morto con pescatori, eccetera, eccetera. Penso in a Givitola, che è l'ultima scena di veramente qualcosa di magnifico, quando chi donc a Givitola di una ona che è una giovanota che si imprimureggia assai di aso tuletta, che gli piace ballare, eccetera, eccetera, che si cerca un marito, ma un marito non sia mica troppo indipendente in tutti i casi, appena mulacone. Si trova un suo marito che si chiama Camillo, e Camillo dopo un matrimonio apre l'occhio e sapere che ciò che lui idealizzava prima di un matrimonio va a fine, un gli conviene manca appena, posto che a sua moglie gli piace sempre a sorte, a farsi allusingare da giovanotti, eccetera, eccetera. E nell'ultima scena non un battello e c'è batte la pesca face come mette in scena l'incomprensione. Uber Camillo bere a sua moglie, ma non sa mica troppo ciò che lui fa, dunque si viureglia che l'entraccia di trovarsi un pochi giovanotti, invece Tutuccia, posto che si chiama così, ella di piuttosto in traccia da allontanare quelli che vengono a trovarla, perché chi si rende conto che ciuleria che la s'avvicinesse appena c'è il suo marito. E fatta fine, posto che Camillo
è persuaso di una condotta sbagliata di Tutuccia, a lascia e parte in America, d'accordo? Donc, proprio un dio questa scena qui. Allora forse due o tre esempi da avvicinarmi alla conclusione, che mostrano che forse Battela Besca non era tanto l'uomo azeso che è stato presentato spesso e come abbastanza moralista e conservatore, eccetera, eccetera. Penso a Laura Boedessa, e Laura Boedessa di una storia torna ad un matrimonio, allora, ad un matrimonio che si cerca a fare. A Laura, un ligarba amica, è sposa un giovanotto che l'ha scelto suo abo, dunque un Pedro. E la pensa che, avendo fatto i studi, o gli vennero tanto difficile di trovare un marito che gli confage, ecco. E o pare di abo non è questo qui, posto che l'uomo gli intimorisce il diploma, ecco. E che non cercano mica donne che sono come letterate, ecco. Molto più che a Laura gli piace fare poesia e di quello che è interessante, dunque gli piace di più a fare poesia che di favole a bignata, ecco. E d'altronde a un momento dato uso anche un libro da imparare a fare a cucina, ecco. Dunque quello per Laura Boedessa. Ma a tempo non c'è mica in Battela Besca non c'è mica una presa di posizione chiara, non è mica, non fa mica politica, in una certa maniera. Si rie di ciò che lui pensa a Uabo, quanto lui si rie di ciò che la va Laura, posto che lei è una poetessa, se vuole dire, i suoi poemi in bezza, che sono di poco valore, ecco. Dopo le Gurnatie. Dunque le Gurnatie è forse la bezza più lunga di Battela Besca, forse più ambiziosa in U, che si basa prima in toga, poi dopo non un battello che viaggia per l'isola d'Elba. Dunque si scontrano in toga tre gruppi di persone che mettono a discorrere. Dunque la signora Sara e la sua figlia, Brigida. C'è dall'altra banda la signora Margherita e il suo figlio, Pipino. E c'è Monsieur Arthur, che è un impiegato francese, con la sua moglie e il suo figlio. Dunque ci sono due lingue qui ogni volta, il francese e il corso. L'autore, ciò che lo fa, è che l'esaminegia in maniera precisa sul momento qui di un scontro, mettendo in scena un doppio discorso usato da ogni protagonista, ciò che si palesa da chi ha discorsato, scusate, sia cordiale, con piacere con cui sta assente e di giurare, e ciò che si dice a voce bassa. Ecco. Dunque l'insieme e ciò che si dice a voce bassa sono l'insieme di ibriduità, di ciò che è un pensamento profondo di personaggi, eccetera, eccetera. E dunque questo è assai interessante, è assai moderno su yoga, lo sdoppiamento di un linguaggio. Dunque qualcosa che si dice all'aperto e qualcosa che si dà per sé, tutti i casi per l'intimo, ecco. E infine, forse una delle più comiche, è il congresso di Serbe. Il congresso di Serbe dunque porta proprio il suo nome, di un Parlamento quasi. Dunque, e d'altronde non si riuscirà manco appena a riassumere questa scena qui, perché chi è una bissa in una sola scena. Appare che questa unità qui sia anche istituzionalizzata, che la sia ripetuta forse da queste serve qui. Dunque è l'occasione per le serve di aprire un spazio dove le concesse sfogarsi e di impossessarsi a parola. E sta fiumara di discorsi che si inticciano qui, che si rispondono, che si sentono, nascono le schizze, la sicura, permette di percepire noi i modi diversi di figurarsi i rapporti tra padroni e serve. Ecco. Ma spesso il yoga con la lingua, ed è forse quello che è stato appena trascurato in dell'opera di Battela Besca, di che non si va mica spesso, a fine, non siamo mica attenti a uso travaglio della lingua, ciò che lo mette da redo all'uso della lingua. Ecco, ringraziabile.